Buonasera, bentrovati col notiziario di Prealpina.it. In primo piano il Palio di Legnano, domani la giornata clou e c'è grande attesa. Ci racconta tutto il collega Luigi Crespi con qualche anticipazione. La linea a Luigi Crespi. Domani giornata speciale per Legnano, ma più in generale per la Lombardia, perché da quest'anno il Palio delle Contrade punta a raggiungere una dimensione regionale. Il Palio è nato per commemorare la battaglia di Legnano che nel lontano 1176 segnò la vittoria dei comuni lombardi sull'esercito dell'imperatore tedesco Federico I, detto il Barbarossa. La festa inizierà la mattina alle 10:30 con la messa sul Carroccio, al termine della quale il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, consegnerà al presidente della Fondazione Palio, Maria Garavaglia, il premio Rosa Camuna. Dopo la benedizione di cavalli e fantini, la festa ricomincerà nel pomeriggio, quando alle 15:30 in piazza Carroccio le contrade cominceranno ad assemblarsi per il corteo storico. Uno spettacolo con oltre 1000 figuranti, tutti rigorosamente in abiti medievali, che si snoderà da piazza Carroccio al campo sportivo Giovanni Mari. La festa allo stadio inizierà poi alle 16, dopo il corteo storico ci saranno gli onori al Carroccio e la carica della Compagnia della Morte, quest'anno guidata per la prima volta dall'Alberto da Giussano, interpretato da Paolo Valentini. Poi scenderanno in campo i cavalli. La contrada favorita? Ne parliamo nell'edizione di Prealpina e in edicola domani. Per chi fosse interessato a seguire l'evento comodamente da casa, la diretta streaming domani inizierà alle 15:30 sul sito di Prealpina.it. Ricca giornata di eventi e cerimonie in provincia di Varese. Alla caserma Ugo Mara di Solviate Olona, la giornata dell'inclusione. Vediamo l'intervista realizzata da Veronica De Riu. Massimo Pupo, ideatore della giornata oggi alla caserma Ugo Mara, una giornata di solidarietà, sport e soprattutto sport paralimpico e per persone con esigenze speciali. Com'è nata questa iniziativa? Intanto grazie per essere qua, perché voi amplificate quello che noi oggi cerchiamo di trasmettere a tutti quanti. È nata dalla nostra esperienza personale, quindi lo sport ci accomuna sicuramente per lavoro, ma poi abbiamo scoperto che attraverso l'arte e il lavoro è possibile per tutti trovare un nuovo punto per rilanciarsi, per riscoprire i propri talenti e reinserirsi nel sociale. Avete visto delle esibizioni di clownerie, un campione del mondo di ginnastica, sarà possibile vedere molte discipline sportive, dal rugby al baseball, al calcio, al tennis, ma così come i cavalli, i cani, quindi anche gli animali ci sono a fianco, ci sono amici. Una bellissima mostra di quadri vengono chiamati coppie d'autori, bravissimi ragazzi che dipingono, quindi attraverso l'arte esprimono i propri talenti e poi vengono venduti, perché attraverso il lavoro c'è la vera inclusività finale nel sociale. E a Sesto Calende, porte aperte alla Leonardo Elicotteri per il centenario dell'aeronautica militare. Vediamo il servizio di Paola Grimaldi con le immagini di Angelo Puricelli. Per le celebrazioni dei 100 anni dell'aeronautica militare, Leonardo Elicotteri di Sesto Calende apre per la prima volta le sue porte ai visitatori. Un evento per ricordare il ruolo che la città sul fiume ha avuto nella storia della costruzione, nella progettazione degli aerei. Con la presenza del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e di Giampiero Cutillo, Managing Director Divisione Elicotteri Leonardo, delle autorità locali e di molti esponenti del mondo militare, l'evento ha rimarcato che Varese è una provincia con le ali, che ricorda il passato attraverso le gesta dai tanti aviatori che hanno pilotato le macchine uscite dalla storica Savoia Marchetti di Sesto Calende e che guarda al futuro grazie alla tecnologia e all'elevazione della Leonardo. E spostiamoci a Varese, dove dal tardo pomeriggio sono in corso le celebrazioni della giornata del 26 maggio 1859, una data storica per la città. Sentiamo l'intervista a Luigi Barion, presidente dell'Associazione Varese per l'Italia, che ogni anno questa associazione organizza appunto le celebrazioni. 26 maggio 1859 Varese è diventata la prima città italiana. Seconda guerra di indipendenza, prima della grande battaglia di Palestro,
Varese è stata liberata da Garibaldi e dai suoi uomini. Successivamente il generale Urban riprende possesso della città, ma viene immediatamente chiamato a Palestro, quindi sguarnisce di nuovo la città e Varese rimane per sempre prima città italiana. Ecco il motivo per cui noi tutti gli anni celebriamo questa data. È bene anche ricordare che la nostra associazione Varese per l'Italia, 26 maggio 1859, ha portato sul Cippo del Gianicolo a Roma, che è un parco risorgimentale storico di interesse nazionale, una lapide con i nomi dei 3 gloriosi varesini, Dandolo, Morosini ed Averio, che sono i primi 3 ragazzi morti durante la Repubblica Romana del 1849. Noi ci proponiamo di tenere non solo il ricordo, ma la valenza di questi valori che sono importantissimi. La nostra attività si ferma con la grande guerra del 15 e 18 che ha concluso l'unità nazionale. Studenti protagonisti a Gavirate nella pulizia del lungolago, il servizio di Renata Manzoni con le immagini di Agenzia Blitz. Il progetto Arco Blu Leaders, organizzato da Arca Fondi e Mare Vivo Onlus, con il patrocinio dei comuni di Gavirate e Biandronno, è andato in scena sul lungolago Isolino Virginia di Gavirate. Accompagnati dai volontari della protezione civile dei 2 paesi, quella di Gavirate appunto e quella di Biandronno, e incoraggiati dagli amministratori presenti, i ragazzi hanno pulito il tratto di riva che dal parco della Folaga Allegra va verso il ponte sul fiume Bardello. Fin dall'inizio della manifestazione si è percepito tutto il loro entusiasmo, nonostante la levataccia di sabato, e questo è stato motivo di imitazione nella raccolta anche per i diversi altri presenti, tra cui la sindaca di Gavirate Silvana Alberio e il consigliere delegato all'ambiente Giovanni Bregonzio. Tutti erano muniti di pinze raccoglitrici e guanti, persino una famiglia intera che è accorsa per dare una mano a gestire al meglio l'ambiente. A Saronno, in santuario, oggi grande affluenza per l'inaugurazione del dipinto restaurato Dio Padre circondato da 4 angeli. Ce ne parla Gianluigi Seibene, le immagini sono di Domenico Ghiotto. Posti tutti esauriti stamattina in santuario a Saronno per la presentazione alla cittadinanza dei restauri del dipinto Dio Padre circondato da 4 angeli di Gaudenzio Ferrari. Al termine dei restauri, l'opera è stata tra quelle più attese e apprezzate di una mostra allestita al Castello di Masnago a Varese, terminata a marzo. Il dipinto è stato oggetto di un percorso di valorizzazione coordinato dal Centro della Venaria Reale, con una serie di analisi scientifiche per scegliere le tecniche migliori da utilizzare nel delicato intervento. L'associazione Cantastorie ha di recente organizzato una serie di visite guidate in santuario, mettendo il dipinto a confronto con l'opera gaudenziana degli affreschi della cupola del Concerto degli Angeli e anche con l'intero assetto statuario, di cui Gaudenzio Ferrari è stato l'ideatore, ma che è stato poi realizzato da altri artisti. E concerto oggi alla Fondazione Molina da parte dei Piccoli Musici Estensi. Ascoltiamoli in questo servizio con le immagini di Agenzia Blitz. Pomeriggio bello e suggestivo alla Fondazione Molina di Varese, dove si è svolto un concerto per tutti gli ospiti e i loro familiari, grazie alla presenza dell'orchestra I Piccoli Musici Estensi di Immaginarte, l'associazione di promozione sociale fondata da Carlo Tuffari e Chiara Brusa Pasquet con lo scopo di promuovere un'educazione musicale, la cultura e la crescita dei giovani talenti. Non solo un momento di intrattenimento, dunque, la musica proposta dai giovani musicisti è stato uno strumento di benessere e felicità per gli ospiti della Fondazione Molina. E chiudiamo la pagina degli eventi per parlare di politica. La Lega, col segretario cittadino Marco Bordonaro, ha annunciato oggi che lascerà i consigli di quartiere. Il perché di questa clamorosa presa di posizione nell'intervista realizzata da Nicola Antonello.
Oggi la Lega annuncia dimissioni di massa dai consigli di quartiere. Qual è il motivo? Il motivo è che questi livelli istituzionali non garantiscono la risoluzione dei problemi dei cittadini e dei quartieri ed è quasi una presa in giro per i nostri consiglieri e per i cittadini stessi. Quindi oggi stacchiamo la spina, ce ne andiamo, ma rilanciamo comunque il nostro impegno sui territori e quindi non abbandoniamo i territori e i quartieri, abbandoniamo solo i consigli di quartiere che secondo noi sono stati un'esperienza direi inutile se non controproducente. Secondo lei gli alleati dovrebbero prendere la stessa strada? Ma qualche alleato l'ha già presa in ordine sparso, per noi è un'esperienza che non ha avuto significato positivo, loro possono decidere quello che vogliono, non c'è alcun problema. Tragedia questa mattina a Castellanza, le prime persone entrate al cimitero di via Olgiate hanno trovato il corpo senza vita di un uomo di 50 anni. È scattato subito l'allarme, sul posto sono giunti gli operatori del 118 con ambulanza e automedica e i carabinieri. Purtroppo i soccorsi sono stati inutili, i medici hanno constatato il decesso del cinquantenne, la morte sembra al momento essere dovuta a un gesto volontario. Questa è l'ultima notizia, vi diamo appuntamento al TG di domani alle ore 19.